questa ricerca è nata proprio all'interno di questo magnifico chiostro che noi oggi festeggiamo, appunto ricordando i suoi 750 anni, è nata passando più volte davanti a quella magnifica icona di pietra nella quale compaiono improvvisamente 5 nomi del più lontano Medioevo. Sono nomi scolpiti nella pietra che ci ricordano che quest'opera d'arte, questa magnifica opera d'arte fu edificata nel 1268 da 4 sconosciuti che però tornano definitivamente alla memoria in questi anni, in questi mesi, in questo giorno, e ci ricordano che l'uomo passò di qui e costruì un'opera d'arte veramente magnifica destinata a perdurare nei secoli. Da quest'opera di pietra, da quest'opera architettonica è nata un'opera musicale. Perché? Perché secondo la sensibilità medievale il chiostro era il paradiso, era l'immagine terrena dell'Eden, del paradiso terrestre. Claustrum est paradisus abbiamo messo come sottotitolo. È un motto di Bernardo di Chiaravalle, il monaco cistercense che mandò qui nel 1145 circa 12 monaci a fondare la nuova comunità cistercense. I 145 versi del canto 33 del Paradiso diventano musica. È una prima assoluta, nel senso che la presentiamo questa composizione per la prima volta, ecco, ma è anche la prima volta che un compositore affronta nella sua globalità, nella sua totalità, questa composizione. Speriamo che questa prima assoluta possa far vivere, possa far rinascere, possa far sentire nella dimensione musicale ciò che Dante tentò di esprimere con la propria forza, con la forza tremenda dei propri versi, la sua ispirazione poetica. Come tutti i chiostri cistercensi è unico nel suo genere perché le colonne sono tutte diverse tra di loro e non esistendo un vero e proprio stile cistercense perché è fatto di tanti apporti, è un chiostro molto particolare perché riassume in sé molte di culture diverse e molte espressioni artistiche diverse e appunto è prezioso perché è arrivato a questo compleanno molto importante di 750 anni ed è proprio stato nel corso del tempo, lo è ancora adesso, il cuore pulsante dell'abbazia di Follina. Celebrare i 750 anni del chiostro con una prima mondiale, in quanto il nostro maestro ha musicato il Paradiso di Dante e forse Dante è stato ispirato anche dalla bellezza di questo chiostro per comporre la sua poesia. Questa è la prima serata fatta logicamente a Follina dove risiede il maestro che ha composto la musica per il cantico e poi questa mattina ho chiamato il sindaco di Ravenna perché mi sembrerebbe giusto che la replica fosse fatta a Ravenna dove il sommo poeta riposa e il mio collega di Ravenna si è dimostrato entusiasta, ha detto che verrà a trovarmi perché pensa proprio che vorrà farla replicare nella sua città. È uno dei luoghi che si può dire così più ricordano il Paradiso, tenuto conto della sua storia, del suo luogo e del suo profilo di grandezza spirituale della storia. Certamente anche questa serata che ci ha fatto ascoltare il canto 33esimo del Paradiso di un autore contemporaneo ma accessibile anche a un pubblico non così raffinato e colto, ecco, mi pare che sia una bella occasione per farci sperimentare la bellezza di quello che è la promessa del Vangelo, di chi ascolta la parola del Signore, di godere delle sue promesse e della sua gioia del Paradiso.